Siamo tutti preoccupati, anche perché è arrivata questa scelta, diciamo, repentinamente. Allora, guardiamo la bottiglia mezza vuota, mancano 16 miliardi di euro, il taglio è stato fatto, e la bottiglia mezza piena è che il governo ha rassicurato per voce del Presidente del Consiglio che verranno sottoscritti e confermati gli impegni utilizzando i fondi di sviluppo e coesione, quindi fuori dal PNRR. Dall'altro c'è anche da dire che questa riprogrammazione comunque è utile per avere, diciamo, un obiettivo che sia molto più definito. Oggi abbiamo il grande tema dell'energia, il tema della sostenibilità, il repower. Ad esempio il Veneto ha presentato un progetto per 1,6 miliardi per l'idrogeno green. Noi abbiamo presentato, diciamo, per questa nuova visione 27 progetti per un totale di 10 miliardi di euro, proprio perché vogliamo andare nella direzione di ridisegnare il nostro PNRR. Ovviamente i sindaci e le amministrazioni, soprattutto quelle che hanno impegni concreti e sottoscritti, contratti, incarichi o meglio ancora gare, devono avere ristoro degli impegni che si sono presi.